Terza corsa, il premio Nero di Predappio, è la seconda manche del Tommaso Grassi Award, sono sempre in 10, ovviamente al via, con i favori che sono per Cupido GSO, giocato sul campo. 1 Cesne Adaghi, Giampaolo Minnucci, 2 Cielo degli Ulivi, VP dell'Annunziata, 3 Cupido GSO, Enrico Bellei, 4 Cerri. Vincenzo D'Alessandro Junior, 5 Chanel Leone, Gaetano Di Nardo, 6 Ciro Jet, Vincenzo Gallo, in seconda fila 7 Corcovado, Crescenzo Maione, 8 Camon Boy Fior Mario Minopoli, 9 Canzone d'amore Antonio Esposito, 10 Ciliberti Andrea Buzzitta. L'allineamento va a completarsi lungo la piegata di sinistra, manche dedicata ai 4 anni sui 1660 metri con partenza in autostart, si ritrae dal 6 Ciro Jet. E si parte con Chanel Leone che va a lottare insieme a Cerri per il comando. Cerri che scavalca Cesni Adaghi, al largo insiste Chanel Leone, mentre di fuori c'è Cupido GSO con alle sue spalle Ciliberti a precedere Canzone d'amore. Nel frattempo Cerri risponde picche alla puntata esterna di Chanel Leone e si installa al comando. Chanel che è costretta di fuori dalla presenza interna di Cesni Adaghi, poi allo steccato Corcovado. Cupido GSO che ha ora la seconda pariglia ma sembra intenzionato a muovere in terza ruota. Gira l'avversario Enrico Bellei e va a portarsi sul battistrada 29 per i primi 400 metri di corsa con Cerri all'avanguardia, Cupido GSO al suo esterno. Lungo lo steccato Cesni Adaghi a precedere Corcovado. Chanel Leone che stenta a tenere la seconda pariglia facendo retrocedere così il treno esterno, deve muovere in mezzo alla pista Ciliberti per aggirarla, trova però l'anticipo da parte di Cielo degli Ulivi. Nel frattempo Cerri e Cupido GSO viaggiano quasi completamente apparigliati, 59,6 per il mezzo miglio iniziale. Prosegue in terza corsia la progressione di Ciliberti a lato di Cielo degli Ulivi. Cesni Adaghi è sempre in scia alla battistrada. Cerri che passa il chilometro in 1:15,2 con Vincenzo D'Alessandro che sembra controllare le mosse di Cupido GSO, arriva però con decisione ora Ciliberti, deve allungare la battistrada che sembra battuta a palo lontano. In mezzo alla pista la progressione di Canzone d'amore a 400 dalla conclusione, 14,7 di là. Ciliberti è passato ma deve vedersela con Canzone d'amore che arriva forte al suo esterno, i due si staccano nei confronti di Cesni Adaghi, poi gli altri, la retta d'arrivo con in vantaggio Ciliberti che si difende da Canzone d'amore che attacca al largo, i due testa a testa, Ciliberti si difende ma Canzone d'amore passa, chiude, vince con Antonio Esposito che porta a casa la vittoria, mentre per il secondo posto Cesni Adaghi piega sul palo Ciliberti. 29,6 la chiusa, 1:14,6 il ragguaglio cronometrico. Canzone d'amore Antonio Esposito per il training di Mauro Baroncini e i colori della scuderia Diur. La vittoria a quota di 4-1 sul campo per il numero 9 di Canzone d'amore, che riapprezziamo nelle immagini staccarsi nel finale in maniera agevole. Corre bene Ciliberti che però sul palo deve arrendere anche la seconda moneta a Cesni Adaghi. 9-1-10 l'ordine d'arrivo molto probabile della terza corsa dal Savio di Cesena.